as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Digno de louvor, tu és
questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Gloria a Dio. Grazie. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen.
Pace del Signore, buongiorno, che meraviglia! Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino oggi, il 5 ottobre 2023, giovedì, siamo qui di nuovo nella presenza del Signore, ringraziando il Signore perché Lui è buono. Di nuovo, perché ogni giorno Dio fa nuove tutte le cose. Che meraviglia, che bontà di Dio per noi di darci l'opportunità ogni mattina di avere la possibilità di cominciare, di ricominciare. Che il Signore ti benedica, che il Signore risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace. Pace del Signore ai nostri fratelli in Italia, che Dio benedica tutti i fratelli. Io sono il missionario Victor Lopez e sarò con voi stamattina per la grazia e misericordia del nostro Signore, e noi siamo la Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia, CEA Damit. Che il Signore continui a benedire il suo popolo in ogni parte di questa Italia e in tutto il mondo. Gloria a Dio. Continuiamo con la preghiera del mattino. Siete benvenuti, che il Signore possa parlare con te stamattina e che anche noi possiamo parlare con Lui. Conta la tua storia a chi può soluzionare. A volte noi cerchiamo di contare la nostra storia a chi soltanto causerà più danno o a chi non può risolvere. Ma la Bibbia dice che a Sunem aveva una donna che aveva accolto il profeta a casa sua con il permesso del suo marito, aveva preparato una stanzina, aveva messo un tavolo, un letto, una sedia e un candelabro e una lampada. E il profeta ha chiamato suo servo e ha detto: come posso contraccambiare ciò che questa signora, questa serva ha fatto per me? E il ragazzo, il servo del profeta, non sapeva dire cosa, come, perché quella donna era una donna che aveva una vita economica stabile, tranquilla, ma c'era un problema. Suo marito, la Bibbia dice che suo marito era già vecchio e lei non aveva figli. Alleluia. E in quel giorno il profeta ha detto: il Signore ti darà un figlio. Gloria a Dio. Quella donna era già tranquilla perché la sua vita era già abituata senza un figlio. Era come se lei avesse già detto: va bene, tranquillo, se il Signore non ha voluto nella mia vita non c'è problema. Lei era già abituata, era già conformata con quella situazione, ma la sua generosità ha generato un miracolo. Che benedizione! Alleluia! La generosità di quella donna sunamita ha generato un miracolo. Lei non ha fatto aspettando che avesse un contraccambio. No, lei non ha fatto. Lei ha fatto con tutto il cuore. Alleluia, come Dio piace. Alleluia, quando noi lo serviamo con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Con sincerità. Senza aspettare di più, perché siamo già grati per ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita. Lui ci ha dato
la salvezza, Gesù Cristo nostro Signore, e è tramite Gesù Cristo che arriveremo al Padre. Quella donna era soddisfatta, quella donna era già conformata, abituata con la sua situazione, ma come ho detto, la sua generosità ha generato il suo miracolo. Ma la Bibbia dice che un giorno quello ragazzo che lei aveva partorito ha avuto un male di testa, e quello male di testa lo ha portato a morte. E quella donna, vedendo quella situazione, che si trovava a casa, il suo miracolo, la sua risposta di Dio, il suo regalo, era già lì morto. Era finito. E lei non aveva chiesto, lei era già conformata. Ma quella donna di attitudini ha preso il suo miracolo, ha preso il suo figlio. E è venuto nel suo cuore di andare al profeta. E il profeta, e lei è andata dal profeta. In mezzo alla strada, suo marito ha domandato a quella donna sunamita: va tutto bene? C'è qualcosa? E lei ha detto no, no, va tutto bene. Alleluia. Stamattina dicevo all'inizio, perché contare la tua storia? Perché raccontare la tua storia a chi non può risolvere? Perché raccontare la tua storia a chi non c'è soluzione? Perché raccontare la tua storia a chi non farà nulla? Quella donna ha risposto: va tutto bene. Perché lei capiva che quella risposta non veniva dal suo marito. Fratelli cari, a volte noi vogliamo che la nostra vita cambi o che qualcosa cambi tramite qualcuno, una persona. Noi mettiamo molta aspettativa nelle persone, ma quella donna sapeva che quell'uomo, suo marito, non era capace di risolvere il suo problema. Non era nelle mani di suo marito la soluzione del suo problema. E lei ha detto: io devo andare ancora oltre. Dammi un servo, un asno, perché devo andare dal profeta. Ma oggi non è giorno di luna nuova, non importa. La Bibbia dice: cercate il Signore mentre si lo può trovare. Oggi non è domenica, io sono già abituato a andare di domenica, ma oggi è il giorno del Signore. Il giorno del Signore è oggi, fratelli. Oggi è il giorno di cercare il Signore. Oggi è il giorno di presentarsi al Signore con tutte le nostre necessità, domande, bisogni, angoscia. Oh, alleluia! Piangi nei piedi di chi può soluzionare i tuoi problemi. Ti sfoghi a chi può soluzionare i tuoi problemi. Mi ricordo un giorno, di modo simbolico, io ero lì nel mio letto e pregavo e ho detto: Signore, passava un momento molto di angoscia e ho detto: Signore, vieni qui, sediti qua accanto a me, perché ho bisogno di mettere, Signore, la mia testa
nelle tue gambe. Ho bisogno di te, Signore, vieni qua. Ma fratelli, ho sentito quella presenza del Signore lì, dentro quella stanza, nella mia vita, come il mio papà che mi accoglieva. E io ho detto tutto che avevo dentro di me. Chissà, tu hai già provato a chiamare uno, chissà, tu hai già provato a chiamare un altro, chissà, tu hai già provato a chiamare Tizio, Caio, ma chiama il Signore, chiama il Signore. Quella donna è andata dicendo a suo marito: va tutto bene. Dì a chi non può risolvere il tuo problema che va tutto bene. Dì a chi non può risolvere i tuoi problemi che va tutto bene. Ma dici al Signore veramente ciò che passa nella tua vita. Gloria a Dio. In quel giorno quella donna si è fermata per la seconda volta per il servo del profeta. Ma lei non voleva parlare con il servo del profeta. La Bibbia dice che non esiste un altro mediatore fra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù nostro Signore. A volte noi vogliamo tercerizzare la nostra preghiera, la nostra vita spirituale. Pastore, prega per me. Oh, fratello, prega per me. E tu stai pregando? Non esiste più barriera, non esiste più un velo. Il Signore ha strappato il velo da su in giù e noi abbiamo accesso al Santo dei Santi. Entrate, fratelli, con cantici, con salmi, in santità, entrate nella presenza del Signore, presentatevi a Lui. Alleluia. Esaltato sia, innalzato sia il nome di Gesù Cristo. Quella donna non ha voluto parlare con il servo del profeta, facendo una figura che il profeta rappresenta il Signore. Lei voleva parlare direttamente con il Signore. Parla direttamente con il Signore, con chi può soluzionare i tuoi problemi. E quando ha parlato direttamente con Eliseo, Eliseo è andato dal bambino. Il bambino era nella camera di sopra. Il bambino era sdraiato a letto. E il Signore ha restituito la vita al bambino. Il Signore ha restituito il miracolo di quella donna. Non so per che causa tu hai perso, non so quale perdita tu hai avuto, non so quali danni tu hai subito, ma io ho una parola di Dio per la tua vita questa mattina. Vai da Gesù. Vai da Gesù. Tu non ti pentirai. Vai da Gesù. Lui c'è risposta per te. Alleluia! Questa è la preghiera del mattino. Oh, che meraviglia poter essere qui con voi. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli che sono già in diretta con noi. Che Dio benedica. Gloria a Dio per questa preghiera del mattino, che ora abbiamo 9 orari, 9 giorni, sempre martedì e giovedì. Sono in diretta con voi dal vivo nella nostra sede a Firenze. Sto parlando da Firenze. Un saluto ai fratelli di Firenze,
della nostra chiesa, di altre chiese, i nostri amici, quelli che troviamo per la strada evangelizzando. Un saluto a tutti i nostri carissimi fratelli che sono con noi a Firenze, pastori, missionari, che Dio benedica a tutti. Vorrei mandare anche un saluto a tutti i nostri cari amici, pastori, missionari della MIE, Missione Italiana per l'Evangelo. Che Dio benedica la MIE, tutto il consiglio direttivo, gli altri consigli, il segretario, il presidente, tutti i membri della MIE nella regione toscana e in tutta Italia. Che il Signore benedica dal nord al sud, in nome di Gesù. Gloria a Dio. Fratelli, vorrei dirvi che da gennaio 2023 noi abbiamo l'inizio, il giorno 20 gennaio 2024, scusatemi, abbiamo la scuola di missione in presenza. Io vorrei di già chiedervi preghiera per questi 3 alunni che sono già iscritti: Chiara, Daniel e Talita. Ok? Vorrei chiedervi preghiera per questi 3 ragazzi, sono giovani, singoli, non hanno figli, hanno una vita dedicata al Signore e hanno una chiamata missionaria, desiderano, vogliono consegnare la loro vita, il loro futuro per il servizio missionario. Quindi vorrei chiedervi preghiera e che il Signore possa benedirli in nome di Gesù. Se tu vuoi, tu puoi adottare questi 3 missionari in preghiera e anche contribuendo per la loro manutenzione. Amen? Noi abbiamo questo taloncino del progetto che tu puoi contribuire e fare la tua contribuzione mensile di 10 euro e potrai benedire il progetto Non Sei Solo e tu puoi anche adottare questo missionario. Amen? Dio è buono e fedele. Che il Signore benedica i nostri fratelli dappertutto. Alleluia. Lodiamo ancora il Signore e dopo facciamo la nostra preghiera. Gloria a Dio. Lodiamo con la missionaria Priscilla. Alleluia. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai, egli sa tutto quanto quello che stai passando, stai tranquillo perché lui sta già operando. Ricorda bene da dove vieni e dove andrai, ricorda bene da quali pesi lui ti liberò. Tu non dovevi essere qui, ma Dio parlò così: io ti rialzerò e tutto ciò che tocchi io lo benedirò. Non piangere, colui che pensa a te non dorme.
Amém. Glória a Dio. Tutto passerà. In nome di Gesù. La Bibbia dice: passeranno i cieli e la terra, ma la sua parola sarà compiuta per la gloria di Dio. Alleluia. Glória al Signore. Benvenuti a chi sta entrando con noi già, chi è dall'inizio, chi sta entrando adesso. Vedete tutto la nostra preghiera, la parola che abbiamo già lasciato, e vorrei anche chiedervi di iscriversi su questo canale. Se tu non sei ancora iscritto, o se tu conosci una persona che non è ancora iscritto, gira questo link a questa persona tramite i tuoi gruppi di WhatsApp, anche la tua famiglia, i tuoi fratelli, i tuoi parenti, nella tua chiesa, nella comunità dove tu vai. Porta avanti questo messaggio, perché Dio vuole parlare con il suo popolo. Alleluia. Fratelli cari, vorrei già invitarvi per stare attenti nella sera del giorno 30 ottobre. Ci sarà un programma speciale su YouTube parlando su Halloween, ok? Quindi preparatevi, perché sarà un programma speciale parlando su Halloween. La nostra chiesa, i nostri fratelli, le famiglie che sono con noi, che servono al Signore, noi non permetteremo che questo spirito, che questa onda invada la nostra casa, i nostri bambini. Non permetteremo, perché qui non c'è spazio per la morte, perché Gesù ha vinto già la morte, e noi non celebreremo la morte, noi celebriamo la vita, perché Gesù ha risuscitato. Quindi non abbiamo bisogno di festeggiare, di celebrare la morte, ma sì la risurrezione di Cristo nostro Signore. E quindi ci sono tante cose che devono essere dette, e preparatevi per una serata speciale. Avremo anche un modo di insegnamento nel linguaggio dei bambini, parlando su Halloween, ma anche faremo un tavolo tondo per portarvi una parola, un dibattito con i nostri fratelli che saranno invitati per parlare su Halloween nella cosmovisione biblica. Amen? Glória a Dio. Preghiamo, fratelli. In nome di Gesù, vi mando un abbraccio a tutti i fratelli da nord al sud d'Italia, ai fratelli delle nostre basi missionarie, che sono a Verona, Pomaranche, Legnago, Pomaranche e qui Firenze Centro. Preghiamo anche per altri progetti missionari, per il nostro progetto Non Sei Solo, Vivaio Missionário. Vi chiedo preghiera per tutta l'opera che il Signore ci ha affidato, e preghiamo uni per gli altri. Signore è buono e fedele in ogni tempo. Preghiamo al Signore in nome di Gesù. Padre Santo, in nome di Gesù, tuo figliolo, siamo qui, ó Dio, rendendoti grazie e glorificando Gesù, che è morto e ha risuscitato dai morti, ha vinto la morte e regna per sempre. E con suo sangue ha comprato per te uomini di tutte le tribù, di tutte le nazioni, di tutte le lingue, di tutti i popoli della terra, e ha fatto re, sacerdoti, principi tuoi. Grazie a te, Signore, per tuo dono prezioso di avere donato tuo Figlio unigenito, per chiunque crede in te non perisca, per chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non è credere in Dio, è credere in Gesù che ci porta a Dio. Signore, così sia la nostra vita, così sia il meditare, così sia, Signore, la riflessione giornaliera della nostra vita, che Gesù Cristo, mediatore fra Dio e gli uomini, ci porterà al tuo regno.
e restituirà, ricostruirà, rifarà un nuovo cielo e una nuova terra. Ma noi, la tua Chiesa, trionferemo e siamo in attesa del rapimento, perché tu ci hai detto: andrò, non state turbati. Gesù ci ha detto: non state turbati, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del mio Padre ci sono molte dimore, se non fossi così non ve avevo detto. Ma vado perché vi prepari e tornerò, perché dove sarò io sarete anche voi. Alleluia! E questa è la nostra speranza di vittoria, che tu ci porterai, Signore, perché dove sarai te saremo anche noi. La tua Chiesa, differentemente dai nostri fratelli che aspettano la ricostruzione di questo mondo, invece noi non aspettiamo la ricostruzione, noi aspettiamo il rapimento, dove tu ci porterai e noi passeremo il millennio con te in gloria e dopo torneremo. E quando torneremo, Signore, saremo tutti noi insieme a te. Saremo qui. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu ci hai dato una promessa e non è una promessa falsa. La nostra speranza non è in questo mondo che sarà distrutto. La nostra promessa la nostra speranza non è nella natura che sarà che non sarà più inquinata. La nostra promessa e la nostra speranza non è nelle persone, non sono nelle persone di questo mondo, ma la nostra speranza sei tu. E per questo dice la tua parola che noi dobbiamo essere pazienti nella tribolazione e perseverare in preghiera. Oh Signore, che il tuo Spirito ci dia il suo frutto e che possiamo resistere al diavolo e che lui scappi da noi. Oh Signore, proteggi la nostra mente delle dottrine false, dagli insegnamenti di Balaam, de Rovashemaiofa. Signore, proteggi la nostra mente dai Nicolaiti e di tante altre dottrine che ci sono adesso. Ora ci sono chiese per tutti i gusti. Per tutti i gusti. Stanno adattando la Bibbia a loro modo. Ma lo Spirito dice viene. La sposa dice viene. E che a sete venga. Alleluia! Signore, siamo in attesa del rapimento. Siamo pronti dicendo Maranatha, ora vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù, siamo in attesa. Ma come dice la parola, quando il Signore del campo tornerà, io vorrei che Lui mi trovi impegnato, lavorando, e che io possa dire, Signore, tu mi hai dato un campo, io ho grangeato un altro, io ho lavorato, io ho grangeato 2, 3, 4 in più, sono qui, Signore. Oh Gesù, rinforza i nostri fratelli, rinforza i pastori nella sana dottrina, all'insegnamento della sana dottrina. Signore, quando stiamo vivendo un tempo
che i fratelli stanno chiudendo i cori, stanno vivendo di modo artificiale, superficiale, avendo una vita spirituale quasi inesistente, essendo più religioso che veramente discepoli di Gesù. Chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Siamo in una campagna di preghiera, di risveglio nelle case, ma le case sono chiuse perché gli uomini hanno i cuori chiusi e danno la scusa, sai pastore, perché questo, perché quell'altro, tu sai perché non posso, perché questa situazione, è il cuore chiuso. Oh Signore, abbia misericordia. La Chiesa perseguitata, sotto minaccia. Le persone potevano dire no, a casa mia non venite, perché io, se venite, mi metterete in pericolo. Mi mettete in pericolo se venite. Ma invece loro non avevano paura del pericolo di Cesare. Oh, alleluia! Non avevano paura neanche di Saulo, che arrestava i fratelli in prigione perché erano radunati nelle case in preghiera. Le case non si chiudevano, anzi si moltiplicavano. Ma oggi è perché questo, perché devo pulire, perché devo fare questo, devo fare quell'altro. È vivendo in un tempo di Marta. Occupazione, tanta occupazione. E Gesù lì dicendo voglio parlare. E le persone che non danno ascolto, le persone che non si importano, le persone che non vedono la vera importanza di sentire la parola, di accogliere la parola a casa sua. Gesù, che angoscia nel mio cuore come pastore di vedere proprio un popolo così, con cuore chiuso per te, che dicono che ti amano con le labbra, ma col cuore non ti amano veramente. Oh Spirito Santo, muovi! Fa questo esercito revivere, che loro siano vivificati. Ravvivali, Signore. Ravviva questo esercito come tu hai fatto con quella valle di ossa secchissime e hai detto al profeta profetizza in nome di Gesù. Io profetizzo che la tua vita spirituale cambierà, che tu aprirai il tuo cuore per il Signore, che tu accoglierai la parola del Signore a casa tua, che tu abbandonerai gli idoli, che tu si pentirai, si ravvederai dei tuoi peccati e servirai al Signore con tutto il tuo cuore. Ah, Signore. Oh Dio Santo, in nome di Gesù. Non considera questo raffreddore spirituale, questa ignoranza. Non considera queste persone formaliste, come i farisei che erano formaliste, legaliste, che dovevano avere tutto preciso. No, ma quando tu sei arrivato da quell'uomo Zaccheo, tu hai detto oggi entrerò nella tua casa, scenderò con te. E lui non ha detto Signore aspetta perché io non ho preparato nulla. Lui non ha detto aspetta perché io devo sistemare la stanza, aspetta perché io devo pulire la casa. No, lui si era rallegrato. Entra, Gesù. Vieni.
Vieni. Oh, alleluia. Entra, Signore. Entra. E quando Jesus entrou a casa di Zaccheo, lui ha detto: Signore, se io ho defraudato qualcuno, restituirò 4 volte. E Gesù ha detto: la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Signore, siamo tutti uno in te, se siamo veramente in te. Gesù, rinforza il mio cuore di pastore, rinforza i cuori dei pastori, dei missionari, che sembra che stiamo asciugando ghiaccio, e quanto di più asciughiamo, più acqua c'è. Ma, Signore, dà solidità a quest'opera, radici profonde, vera spiritualità. Oh, Signore, è come una piantina che noi piantiamo e cresce così, fra un po' è un po' così, e viene la locusta e mangia, e noi andiamo lì, togliamo la locusta e cerchiamo di mettere concimi, di annaffiare ancora, ma sembra che non va. Sembra che manca. Fai crescere, Signore. Sei tu che fai crescere. Causa un motivo di crescita nella vita di mio fratello, delle mie sorelle. Dà un motivo a chi non vuole, Signore, una visita. Dà un motivo per ricevere una visita dal pastore a casa. Oh, Signore. Tu sei entrato a casa di Marta. Lei era occupata. Dopo lei stessa ti ha mandato chiamare, perché voleva che tu fossi lì. Quando tu sei stato lì, lei non ha dato importanza. Tu sei stato lì, lei non ha valutato la tua presenza lì. Lei era occupata, era lì impegnata perché voleva fare questo, quell'altro, preoccupata con le cose. Quando tu volevi parlare. Ma dopo lei ha detto: chiama Gesù. C'era un motivo, il motivo è perché suo fratello era morto, era malato, dopo era morto. C'era una malattia dentro la sua casa e lei ha detto: chiama Gesù. Ci sono persone che stanno aspettando un momento così per mandare chiamare il pastore. Chiama il pastore per visitarmi, per ungermi con olio, per pregare su di me. Oh Dio, abbia misericordia. Stiamo vivendo un tempo terribile e i tempi saranno peggiorati ancora, ma tu ci darai, Signore, grazia. Tu ci darai la grazia, Signore, per sopportare, per resistere. Signore, io non parlo così con odio, con ira, con rabbia. Io parlo con tristezza nel cuore. Io parlo angosciato, Signore, perché ci sono persone che chiudono la porta e dicono: no, non ho bisogno, non voglio. E quando sono gli empi noi capiamo perché dice che il nemico toglie l'intendimento delle persone e loro non riescono a capire, soltanto il tuo spirito può farli capire, ma i credenti, Signore, tu vuoi fare
risveglio prima dentro le case, tu vuoi stabilire il culto domestico. Tu mi hai dato quest'ordine, ma le porte sono chiuse, Signore, e noi abbiamo bisogno che queste porte si aprano. Causa un motivo perché queste porte si aprono, Signore. Perché io preferisco pregare, Signore, preferisco che sia così, di che tu torni, queste persone siano dentro casa occupati e non vedono il tuo ritorno, non partecipino del tuo ritorno. Em nome de Jesus. Oh, Signore, ravviva la tua Chiesa di novo. Ravviva i sacerdoti. Ravviva i giovani. Ravviva gli adolescenti, i bambini, i genitori che hanno, Signore, una responsabilità grossa e non si rendono conto di questa grandissima responsabilità. Si impegnano perché i figli crescono e diventino dottori, che diventino ricchi, che diventano persone stabili, ma non fanno lo stesso con la vita spirituale dei figli. Fanno crescere i figli perché e dopo questi figli diventeranno un'anima per un missionario guadagnare, perché il genitore non hanno potuto guadagnare l'anima dei suoi figli a casa, perché non hanno predicato, non hanno pregato, non hanno insegnato, e suo figlio diventa un empio che conosce la parola ma che non c'è esperienza. E conoscere non è sufficiente, devi riconoscere. E quel figlio diventa una persona per essere evangelizzata. Poteva essere un evangelista, ma diventa una persona da evangelizzare perché i genitori hanno negligenziato questo. Perché hanno visto che era più necessario vestire, dare da mangiare, lavorare giorno e notte per sostenere, per dare il meglio al figlio, un iPhone, per dare una macchina, per dare un viaggio, per fare la gita, per fare questo. È tanta preoccupazione solo in cose di questo mondo, ma non si preoccupa di portare i figli nella chiesa, di aprire la parola, di fare il culto domestico a casa, di pregare per i suoi figli, ma riempi i figli di dolci, di tutto che i figli vogliano, pensando che sta facendo il bene. Il figlio cresce senza sapere il vero valore delle cose, perché non ha lavorato, non ha aspettato, non ha avuto pazienza, ha tutto e chi ha tutto non sa come avere, perché riceve. Non insegna ai figli a essere decimisti, offerenti, perché neanche lui è, neanche lei è, anzi è contro. Alleluia. Mi aiuta a parlare, Signore, in questa preghiera. È tutto dentro del mio cuore, è tutto nella mia anima e ho bisogno di lasciare ai tuoi piedi. Perché, Signore, vorrei vedere una chiesa vivificata nella tua parola. Vorrei vedere le famiglie restaurate. Ora, Signore, sembra che stiamo nel tempio, c'è festa, celebrazione, ma nelle case c'è un raffreddore, c'è un buio, è tutto spento, non c'è altare, non c'è profumo, non c'è offerta, non c'è incenso, non c'è nulla a casa non c'è. Misericordia, Signore, misericordia. Ti prego, Signore, per noi pastori, per i nostri missionari. Ti prego per la mia casa, la mia famiglia.
Signore, è la prima anima che devo restituire a te, è l'anima di Priscilla e dire: tu mi hai dato, io ti restituisco. Signore, i mariti che non fanno sacerdoti di casa, i mariti che non prendono responsabilità spirituale, lasciano tutto alla donna perché la donna comandi, dica così, cos'ha, è così, non parla con lei che è lei che risolve, ma la donna ha bisogno di, se lei è sposata, ha bisogno di essere guidata dal sacerdote della sua casa, suo marito, guidata, amata. Signore, per questo c'è questo male nel mondo, perché c'è una irregolarità. È tutto fuori regola, è tutto fuori il principio, è tutto senza principio. Perché quest'uomo non è un esempio di uomo di Dio. Perché quest'uomo non è, Signore, non vesti i vestiti sacerdotali, no. I figli non possono dire: mio padre è un uomo di Dio. La moglie non può dire: mio marito è un uomo di Dio. Gesù trasforma quest'uomo. Trasforma quest'uomo, Gesù. Trasforma quest'uomo, Gesù. Trasformalo. Fa, Signore, che quest'uomo prenda posizione davanti a te e dica: io assumo. Io prendo posizione della mia responsabilità per la mia moglie e per i miei figli. Io prendo responsabilità, io mi metto nella posizione di sacerdote, io vestirò i vestiti sacerdotali, sarò l'uomo di Dio dentro casa mia, lasciando la bugia, l'inganno, l'avarizia, l'amore al denaro, lasciando la pornografia, lasciando tante altre cose che non portano la presenza di Dio a casa né nella nostra vita. Signore, che ci sia veramente liberazione stamattina nella vita degli uomini soprattutto, e che queste donne, Signore, e che tutte le donne che sono in diretta e che vedranno dopo possano, Signore, essere anche liberate nelle menti, capendo, Signore, la sua posizione, che tu hai costituito loro in una posizione nella famiglia, nella società, nella chiesa, e che loro, Signore, possano avere questa consapevolezza e possano anche essere felici di essere serve, di essere mamme, di essere moglie, di occupare il loro spazio, non di invadere lo spazio del suo marito, non di prendere, Signore, lo spazio del marito e fare suo e di lui perché lui non fa nulla. In nome di Gesù, vedi i figli che vanno alla scuola, vedi questi adolescenti che stanno lì nella scuola, Signore, e a volte si coinvolge con le cose di questo mondo, con un'amicizia che non è buona. Proteggi la loro mente, Signore, che loro possano avere timore, e che possano confessare i suoi peccati ai suoi genitori, e che i genitori possano correggere i suoi figli con la parola. La parola è il segreto della vittoria. Sia con noi, Signore, stamattina. Ti ringrazio, ti prego, agisci in nome di Gesù. Amen e amen. Fratelli, che Dio vi benedica, vi abbraccio, vi auguro un buon weekend. Domani c'è il messaggio biblico, l'altare di Dio, e su questo video, su questa diretta di oggi lasciate il vostro mi piace, state con noi
e che il Signore vi abbondi in nome di Gesù. E stasera, al solito, abbiamo lo studio biblico, ma come questo mese è un mese speciale, noi non avremo lo studio biblico stasera. Invece domani avremo la preghiera. Amen? Vi aspetterò per la preghiera, in nome di Gesù. Un abbraccio e che il Signore vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo Amen. Buona giornata con Gesù. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos.